Alessandra per essere volata letteralmente qui da Bruxelles, insomma, per questa campagna elettorale e per sostenere ovviamente il candidato Diego Crivellari. La ringrazio perché insomma la sua presenza è importante perché l'impegno del Partito Democratico anche nella sfida veneta deve necessariamente vedere un collegamento fra quello che è il livello nazionale veneto e soprattutto per quello europeo. Sappiamo insomma che la maggior parte degli investimenti adesso vengono fatti sulle progettualità, sappiamo che ci sono delle risorse e sappiamo che il lavoro di squadra e la rete che si viene a creare fra livello locale, livello locale intendo anche il comune, perché ti impegneremo, ma a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo è importantissimo. Alessandra su questo insomma è molto presente, ha fatto una scelta di vita che insomma dimostra quanto poi ci tenga al suo impegno di europarlamentare, quindi la ringrazio perché insomma la sua presenza qui noi la prendiamo come una presenza di impegno verso il Polesine, che poi è la sfida che insomma vogliamo anche qui vincere, nel senso che la rappresentanza di un consigliere del Polesine è estremamente importante per noi. Il Polesine è una terra che insomma è stata un po' sempre, non dico dimenticata, perché nelle parole c'è, però nei fatti poi in realtà non ci sono state le azioni conseguenti. Allora credo che questa nuova sfida elettorale possa andare in questa direzione, cioè costruire, noi speriamo naturalmente di essere maggioranza e quindi di costruire un nuovo percorso per il Veneto, ma insomma comunque sia è una sfida importante perché finalmente dalle tante parole si passi ai fatti e si passi a considerare il nostro territorio un territorio su cui scommettere, su cui puntare. Quindi la sfida di eleggere un parlamentare, soprattutto un consigliere regionale, soprattutto un consigliere regionale del PD è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, cosa che in questi ultimi anni non è stata fatta. Quindi ecco, ringrazio la presenza di Alessandra perché ripeto, la consideriamo un impegno a partire dal livello istituzionale, quindi anche per l'amministrazione comunale, ma un impegno soprattutto perché insomma speriamo che dal 22 in poi si possa costruire come Partito Democratico anche un nuovo percorso per il Veneto e per il Polesine. Grazie. Aggiungo due parole io prima di lasciare ovviamente la parola ad Alessandra, europarlamentare del PD, espressione ecco, del Veneto, e posso dire anche che Alessandra non si è mai dimenticata del Polesine, ecco, quindi è una presenza che ci fa particolarmente piacere, lo diceva prima la Presidente del Consiglio Comunale, la prendiamo anche come un impegno non soltanto elettorale ovviamente, ma anche per il futuro, visto che ne abbiamo grande bisogno come provincia, come comunità. La ringrazio per il sostegno, lei sa diciamo, tutta la stima che c'è per la sua grinta, la sua determinazione e le idee che ha sempre portato anche dentro il partito, testimoniata anche dal consenso che ha sempre ricevuto tra la gente, e ovviamente per una provincia marginale o piccola come il Polesine è strategico avere un legame forte con l'Europa, un legame forte con le istituzioni europee. Si fa un gran parlare giustamente in queste settimane di recovery fund e di risorse che dovremmo in qualche modo avere la capacità di prendere e tirare dall'Europa, e io credo che sarà strategico questa dinamica per capire anche come far ripartire l'economia, il sistema socio-economico di una realtà come la nostra, che Alessandra conosce, una realtà fatta di piccole e medie imprese, una provincia fatta di piccole comunità, con alcune diciamo, realtà strategiche, il distretto della pesca, il distretto della giostra, il parco del delta. È una comunità che merita attenzione e noi sappiamo, siamo sicuri che potremo fare un bel lavoro di squadra con Alessandra in Europa e con me come dire, in regione se sarò chiamato a rappresentare questa provincia. E quindi che cosa dire, insomma, è veramente bello salutare Alessandra questa mattina e darei a lei la parola ecco, per raccontarci un po' di cose e darci la carica come lei sa fare nelle occasioni giuste. Ecco, grazie.
Grazie Diego, grazie a Nadia, grazie a Giorgia Businarolo che è la capogruppo con grande soddisfazione in consiglio comunale. Che dire, beh, insomma, questo territorio mi è molto caro. Abbiamo con Diego e con Nadia, ma con moltissimi di voi, fatto battaglie importanti, non soltanto relative alle scorse regionali, ma poi ci sono state le politiche, poi di nuovo le europee, e oggi ci ritroviamo dopo 5 anni da quel 2015 che non dimentico per tutta una serie di ragioni, ci ritroviamo qui. Guardate, il mio impegno oggi in questa campagna regionale è per sostenere una nuova classe dirigente in Consiglio regionale del Veneto, una nuova classe dirigente del Partito Democratico che sappia fare opposizione, perché dobbiamo anche, come dire, avere parole di verità e di onestà. Noi sappiamo bene come Partito Democratico quanto la battaglia delle regionali per il nostro partito sia una battaglia molto difficile, ma è fondamentale che a sedere sui banchi del Consiglio regionale per il PD ci sia una classe dirigente di donne e di uomini giovani che sappiano interpretare in maniera nuova e contestuale, innovativa il futuro di un cambiamento per il centro-sinistra in Veneto, e un centro-sinistra che deve ritornare a comprendere meglio i problemi del Veneto, a leggere, a dare lettura di un cambiamento radicale che anche, diciamo, la pandemia ha accelerato e che richiede una capacità di adeguamento e di resilienza straordinarie, che credo Diego Crivellari potrà interpretare al meglio, perché Diego è stato amministratore locale ma è stato anche parlamentare e quindi conosce meglio di chiunque altro delle dinamiche e soprattutto conosce come sia fondamentale fare sinergia tra le diverse istituzioni. Come ricordava adesso Nadia, è fondamentale il ruolo dell'Europa. L'Europa avrà nella gestione, diciamo, della crisi post pandemia un ruolo determinante, decisivo, non soltanto per i fondi che ha già mobilitato ma che andrà a mobilitare. Voi sapete che la quota più grande del Recovery Fund spetta all'Italia, oltre 208 miliardi, a questi si aggiungono i 36 miliardi del MES che io mi auguro presto vengano utilizzati, perché sono risorse che al Veneto spetterebbe circa una quota di circa 3 miliardi e quindi voi capite bene che in un contesto come il nostro, dove comunque a livello nazionale ma non solo i tagli alla sanità hanno rappresentato circa una trentina di miliardi di tagli in circa 10 anni, poter disporre di 36 miliardi per mettere diciamo in sicurezza, ma anche per dare slancio ad una riforma sanitaria di cui abbiamo bisogno, ma assumere anche giovani medici, pagarli di più, dispositivi medici che potrebbero essere, come dire, aggiornati. Abbiamo visto quanto ci è mancato, no? Per esempio la produzione di ventilatori o di mascherine o di camici per l'emergenza. Allora io credo che in questo contesto sia fondamentale legare da relazioni forti e stabili il territorio regionale, quello comunale, con la dimensione nazionale ed europea. E penso che per una provincia come Rovigo, che diciamo ha uno dei numeri più alti di piccola e media impresa, quindi un tessuto economico produttivo artigianale straordinario, nell'agroalimentare, nell'abbigliamento, nella meccanica, nell'artigianato, ma anche nell'agricoltura, penso ai cereali, penso alla barbabietola, penso alla dimensione del settore ittico, sia molto importante costruire una relazione sinergica tra le dimensioni istituzionali, tenuto conto che l'Europa ha già ben in mente
quanto sia importante lo sviluppo e il sostegno a questa area che ha e presenta un livello di disoccupazione ancora alto nel contesto, diciamo, nazionale e regionale. Noi come Europa sosteniamo la cultura in questa provincia con il progetto Tech Tour, che è volto a promuovere itinerari storici. Ovviamente poi c'è la promozione dell'area naturale, perché questo territorio ha delle zone straordinariamente belle che potrebbero e che sono, ma che vanno implementate, no, nel settore dell'attrazione turistica, quindi è molto importante che l'area protetta del Delta del Po sia diciamo sostenuta in una chiave sostenibile di sviluppo del territorio. Su questo voglio rassicurare gli ambientalisti, e cioè che il Covid non ci farà fare passi indietro nel New Green Deal, non ci farà fare passi indietro o rallentamenti nella politica della lotta ai cambiamenti climatici. Quindi il 30% dei fondi che arriveranno all'Italia dovranno essere destinati alla lotta ai cambiamenti climatici. Quindi la pandemia ha diciamo, accelerato invece la consapevolezza nella politica di quanto sia fondamentale oggi costruire uno sviluppo sostenibile attraverso una transizione che aiuti la piccola e media impresa e le imprese a raggiungere gli obiettivi del 2030 e del 2050. Voi sapete che l'Europa ha l'ambizione grande di diventare il primo continente al mondo da emissioni di CO2 zero, quindi questo progetto ci spinge a dei target, no, molto alti sui limiti alle emissioni, e devo dire che la presenza delle donne e la leadership femminile in Europa, che vede Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Angela Merkel e Kristalina Georgieva al Fondo Monetario Internazionale, insomma una leadership femminile che ha dato un impulso molto importante. Per questo io ho diciamo, avviato la conferenza stampa citando anche le donne di Rovigo impegnate in Consiglio Comunale, perché so e conosco quanto la dimensione amministrativa sia fondamentale ma anche molto difficile. Allora, questo per dirvi che è importante il percorso che noi andremo a costruire da qui in avanti. Ho visto che il programma di Diego è un programma che punta a valorizzare il territorio in un'ottica appunto di sviluppo sostenibile, a una lotta forte ad uno dei problemi più grandi che ha la Regione Veneto ma che ha anche il Paese, che è quello della burocrazia, quindi la lotta alla burocrazia per quindi accelerare le pratiche e snellire i procedimenti. Evidentemente tutto il settore ambiente ruota attorno al tema della mobilità sostenibile, quindi i trasporti, e poi certamente l'impresa, la cultura, ma anche lo sviluppo dei nostri, del futuro, e quindi la generazione attraverso la scuola, perché insomma visto che a breve inizieranno le scuole, sappiamo che il lockdown e lo stop per i nostri figli, per i giovani, ma anche per gli universitari, alla frequenza, diciamo, delle aule scolastiche universitarie è stato un dramma ed è stata, diciamo, una botta di arresto importante. Se noi non sosteniamo i nostri giovani, la cultura, la ricerca, la formazione, non abbiamo evidentemente futuro. Quindi un programma che sta dentro, diciamo, all'impianto europeo, ma ripeto, io credo che queste regionali per il Partito Democratico e per gli elettori, mi auguro, non solo del Partito Democratico, ma in chi si rivede in Diego Crivellari, perché è fondamentale il rapporto di fiducia personale che si ha con il candidato o con la candidata. Quindi io mi auguro che non solo il popolo del PD, ma anche quello civico, o magari quello che da tanti anni non va più a votare perché ha perso la fiducia, possa invece ritrovare in Diego un punto di riferimento. La politica ha bisogno di riconquistare fiducia attraverso punti di riferimento che siano credibili, il cui comportamento anche personale corrisponde ad un impegno, diciamo, politico. Quindi davvero io mi auguro che Diego entri in Consiglio regionale, ne abbiamo davvero bisogno, ne ha bisogno il Veneto, ma non solo, ne ha bisogno anche
l'Europa, e mi auguro che da parte di tutti voi in queste ultime 2 settimane insomma ci sia il massimo impegno e la massima grinta per portare a casa un risultato importante. Grazie.